I dati che abbiamo raccolto del mese di aprile, cioè un mese che tiene conto della scontistica, ci dimostrano che gli sconti di Zaia dell'assessore De Berti sono un flop clamoroso. Abbiamo un aumento di entrate in termini di euro di circa 700.000 euro. Ne sarebbero serviti almeno di 5 di milioni per evitare che ci fossero buchi. Questo vuol dire che ci sarà un buco che aumenta addirittura di 12,5 milioni rispetto ai 51 milioni previsti, ma soprattutto se proiettiamo questo mese, ormai pensate è un anno che la Pedemontana è aperta, e lo proiettiamo nei 39 anni di concessione, il buco che che torneremo da pagare come cittadini sarà complessivamente di 6,2 miliardi di euro. È una situazione del tutto insostenibile e quindi chiediamo al presidente Zaia di rivedere la convenzione perché è troppo sbilanciata a favore del privato. Zaia prenda atto che i conti erano sbagliati, che le previsioni di flusso di traffico, ovvero di auto e veicoli che percorrono la strada, erano del tutto sbagliati, sono molti di meno, sono pochi anche con gli sconti e vada a rinegoziare col privato, con la SIS, quella convenzione troppo vantaggiosa al privato. Ricordo tra l'altro che deve ancora farsi pagare i 25.000 euro al mese di sanzioni per i ritardi e deve ancora farsi restituire i 20 milioni di IVA indebitamente versata a questo privato. Pertanto il Presidente deve rinegoziare questa convenzione perché altrimenti potrebbe essere ricordato dai presidenti che avverranno dopo di lui come il presidente che ha lasciato i conti in rosso, come mai accaduto prima nella storia della regione del Veneto.